Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Così vorrei semplicemente un grande applauso per Tom Newton, accompagnato questa sera dai sodali Alessandro Oselli e Francesca Pintatore. Benvenuti. Allora, benvenuto Tom. Intanto, Grazie. veramente benvenuto, sono contento di avere Tom qui con noi al salotto perché voglio subito annunciare che in realtà ci siamo incontrati qualche anno fa io mi ricordo ero in un backstage di un concerto, a un certo punto sento qualcuno suonare l'armonica e dico ma chi è questo? Ma com'è possibile? Ma dove arriva? E poi praticamente ci siamo persi di vista, però mi è rimasta sta cosa nelle orecchie e adesso che ho detto vabbè dobbiamo preparare finalmente l'intervista per Tom Newton, voglio scoprire finalmente come si chiama, perché ho detto, sicuramente sarà un nome d'arte come di Tom Newton, perché tu sai io anni 90 noi facciamo sempre le cose in inglese e invece no. E invece è proprio il mio. È proprio il suo, signore e Sì, signori. in realtà io mi chiamo Thomas Newton. Vabbè, ok, Questo vabbè, in pochi diciamo. lo sanno. Thomas, ecco, vedi che abbiamo scoperto. Thomas Newton, ma si chiama proprio così, perché non possiamo non accennare a questa tua storia comunque, perché come dire, la musica e il blues ce l'hai veramente nel sangue, perché hai cominciato a suonare da bambino con la tua famiglia praticamente. Mio padre era musicista, bluesman, suonava la chitarra e cantava. Neanche così tanto bene. Vabbè, adesso io non lo però diciamo che ti ha insegnato veramente bene. Cioè. Per farci stare bravi da piccoli, a me e mio fratello ci faceva suonare sempre costantemente, almeno 10-12 ore al giorno. È un bel metodo, signori, un bel metodo, vogliamo così dare un bel metodo perché poi siete stati tranquilli da ragazzi, anzi vi Sì, divertivate tra di adesso voi. che ho 30 anni sto cominciando a farmi un po' di domande sulla mia infanzia, ma Vabbè, è l'età giusta per cominciare a farsene, di solito a quell'età lì si cominciano a spendere fiori di quattrini dall'analista, quindi io ti auguro tranquillamente di continuare a suonare e non metterti lì speriamo. a spendere dei soldacci in queste situazioni. Allora, diciamo io chiaramente come tutti i bluesmen non è che ci sia una storia lineare, non è che poi potete andare su YouTube e trovare come fa colazione la mattina quando andate a fare la roba lì, dovete andarvelo un po' a cercare, signori e signori, dovete andarlo a cercare, qualcosa si trova magari un concerto di qualche tempo fa che hai fatto alla Gelateria Popolare qui a Torino, si trova una situazione invece molto più recente dove suoni anche con i ragazzi che ho portato qui stasera, sia con Alessandro che con Francesca, dove in realtà se non ho capito male lì ci sono i brani di quello che è il tuo album che si chiama Me and Mrs. Music, esattamente. perché la musica è femmina. La musica, in questo caso sì, era più semplice fare una canzone rivolta a una signorina. No, ma io figurati, ti capisco, ci mancherebbe. E questo diciamo è stato il tuo primo lavoro ufficiale. Sì, è uscito questo album un anno fa, a giugno dell'anno scorso, appunto che si chiama Me and Mrs. Music ed è una raccolta di una decina di pezzi miei in lingua inglese in cui parlo più o meno delle mie storie, della mia esistenza. Non ha un genere ben definito, c'è un'impronta molto blues, questo sì si sente, ma spazia un po' tra il folk, R&B, c'è un po' di tutto dentro, un minestrone. È un minestrone però veramente gustoso, amici, se vi piacciono i fagioli, queste robe qua, diventate pazzi proprio, A noi diventate piacciono. pazzi perché è una roba veramente, veramente di gusto. Allora io veramente per farvi per farvi un favore adesso devo stare zitto e farvi suonare perché è la maniera migliore di farvi conoscere. Quindi con che canzone vogliamo, con che brano vogliamo cominciare? Il Cosa primo volete? pezzo che facciamo è Me and Mrs. Music, Oh, che dà il vedi. nome all'album. Che dà il nome all'album, adesso 2 minuti per passarci tutti i microfoni uno con l'altro e signore e signori avremo qua il nostro Tom Newton. What I wouldn't get to be in love with a feeling of something missing. And I see
take silence, but it's not my fear. Me and Mrs. Music can nobody else. I'm sorry, my music, my voice don't sing. As time goes by, it just seems to blame. Dreams may be better than the end of the game. Even in the deepest desert, the wind keeps singing and playing. Even some days I cry my eyes out, shades and noises, as sounds rain and rumbling, rain and rumbling, rain and rumbling inside. When absolute time he stitches life in a natural, sweet, slow stepping. I know nothing, but I keep on loving. Undeniable coldness, leaving curses. In this life, that's a clue. Make pretty faces move. I can't deny the feeling deep down, my God. Whenever I dream you, baby, I'm awake by the craving. Even in the deepest desert, the wind keeps singing and playing. And if some days I cry my eyes out, shades and noises, as sounds rain and rumbling, rain and rumbling, rain and rumbling inside, Grande, grande, mi sposto direttamente qua. Tom Newton accompagnato da Alessandro Roselli e Francesca Pintatore in questa Me and Mrs. Music, che era, diciamo, la title track di questo album che è uscito da poco, ma in realtà non ne aspettiamo poi subito un altro, perché poi mi ha raccontato un po' di cose, insomma, che hai fatto anche nel frattempo delle collaborazioni con artisti, insomma, non da poco, perché hai fatto una collaborazione con Willy Peyote, se non sbaglio, recentemente. Per fortuna mi è capitata questa cosa, non so come, ma non se l'è fatta è andata scappare così. Willy, ha fatto bene, che lui ne sa di musica. E anche con i grandi Calibro 35, dove cosa avete fatto? Una colonna sonora? La colonna sonora di una serie TV che si chiama Blanca, è andata in onda sulla Rai, ed è questa storia di un poliziesco, come Poliziesco. loro fanno polizieschi. Loro fanno da polizia, sempre. fanno musica poliziesca, perché poi sono musicisti anche lì veramente incredibili, quindi sicuramente da sentire. E poi, se posso dirlo, fare una colonna sonora di una roba che va sulla Rai è anche una soddisfazione economica, di solito ancora non me lo minimo, spiego. meno male, ogni tanto un po' di fortuna. Allora, ve lo sono ripromesso prima, perché veramente la vostra musica è troppo figa, abbiamo poco tempo, non fatemi parlare. Cosa possiamo ascoltare a questo punto, anche quando rimetterò poi il microfono lì da Francesca? Allora, io ieri ho approfondito un po' il tuo podcast, perché
purtroppo non lo conoscevo. Meno male che E ho almeno lo so. sentito che praticamente tutti cantano in italiano, e allora dato che stiamo lavorando a degli inediti in italiano ho deciso di portare... Ma questa è una bella notizia, che state lavorando a degli inediti in italiano, fantastico. Cioè, diciamo, io dentro di me mi è venuto un applauso, adesso non si è sentito, però. Capito? Ecco, Esatto. Esatto. E quindi ci fate sentire qualcosina di questi nuovi brani? sì, il prossimo pezzo è un pezzo afro, si chiama Veri Nero. Veri Nero, Tom Newton, qui al salotto, anteprima. Dimentichi da dove vieni, noi fragili nei sentimenti, nascondimi se non ricordi dei silenzi. Non si vive di musica in momenti. Non compari più di questi tempi. Dimentichi, poi ti lamenti. Con gli occhi spenti spesso mi menti, frammenti di te e mi cerchi nei venti. Nero, vedi nero, vedi nero, vedi nero. Resta con me un nitido sogno. Non so ricomporre il mondo. Vengo da te per tacere e fare l'amore, che però negli anni ho sepolto, giocando ad odiarsi per ore. Nero, vedi nero, vedi nero, vedi nero. Nero, vedi nero, vedi nero, vedi nero, vedi nero. Grazie. Questa è la prima volta, lo dico sempre, che la facciamo live. No, ma chi so, gli Area, sembrano gli Area, c'è una roba.
Ragazzi, fantastico, veramente io spero che vi mettiate veramente di guizzo buono, perché c'è bisogno di sentire musica così in Italia, e sono veramente contento e orgoglioso che abbiate scelto il salotto per esordire con questo brano dal vivo. Lo prendo come un punto, chissà che magari non faremo anche qualcosa insieme io e lui, sarebbe fantastico. Allora senti, vabbè, quindi stai lavorando in realtà a questo nuovo progetto. Volevo ricordare che nella band poi ci sono anche altri personaggi, tipo Francesco Cornaglia. C'è Francesco Cornaglia, c'è mio fratello Ben Newton Ben. che suona al basso. Volevo anche ricordare, insomma, se vi capita, ce ne sono poche di cose su YouTube, però chiaramente andate a vederle. Questa in particolare che hai registrato per l'album Me and Mrs. Music è veramente una, come dire, quasi un film, perché siete tutta la band lì, avete registrato tutto in diretta, cioè non è un videoclip così, cioè siete proprio messi lì a suonare all'aria aperta. Un mixer a batterie, l'impianto a batterie. Poi diciamo proprio all'aria aperta, che è una cosa diciamo che non succedeva, cioè non è che avevate problemi, dici guarda sono qua, risuona troppo, no, proprio all'aperto. No, perché l'alternativa era quella di farlo in studio molto professionalmente, ma costava un casino di soldi. Quindi, ma perché non lo facciamo a casa di qualcuno a budget zero? E ci divertiamo anche di più. E ci divertiamo di più, No. e così è andata. Bravi, avete Bene. fatto bene. Quindi insomma mandatelo a vedere se vi capita, veramente è consigliatissimo. Io quindi continuo con l'impegno preso, parlo poco, vediamo di sapere, vediamo di sentire, di ascoltare invece il prossimo brano, di che cosa si tratta. Il prossimo pezzo si chiama I'm Burning, è un pezzo che ho scritto un sacco di tempo fa in realtà, e parla di un posto in cui sono cresciuto. Io vengo da Cuneo, sono cresciuto a Cuneo ed è una piccola città tranquilla, ma c'è questa piazza, questi 50 metri di via che sono proprio molto malfamati, e tra violenza e droghe abbiamo gattonato un po' in quell'ambiente lì fin da bambini. E quindi parla un po' di questo, della gente che cresce e continua a rimanere tutta la vita in questi posti qua, e che comunque brilla di luce propria. Non ce ne sono tanti, ma qualcuno c'è. Quindi questo pezzo è dedicato a chi resiste a quello schifo lì. I'm burning.
I come from these Eastern music and it made me burn. And I'm burning, and I'm burning, yeah. Grazie. Grazie a Tom Newton con questa I'm Burning. Giusto così per darvi un po' l'idea, quando ci siamo sentiti insomma l'altro giorno, perché insomma per le cose tecniche gli ho fatto presente, dico, guarda Tom, mi spiace, io qua diciamo c'è un po' una situazione tecnica semplice, non c'ho il riverbero, se vuoi portarti magari l'amplificatore, perché di solito sai magari l'armonica. Lui mi fa, ma no, ma che problema c'è? Se c'è il microfono va bene, hai capito? Ma perché c'ho male alle braccia. No, effettivamente basta il microfono, a volte neanche quello. Allora abbiamo strappato, diciamo, questa inedito, quindi questa situazione qui di queste canzoni in italiano potrebbe essere imminente, e noi quindi ti facciamo, come dire, un grosso in bocca al lupo per questa cosa qui. Sono riuscito anche a parlare, diciamo, poco in queste interviste, quindi a farlo suonare tanto, al punto che forse riusciamo ancora, diciamo, a fare una cosetta insieme, così posso dire che ho suonato una volta con loro, dai, anche se metto lì con la chitarra. Sarebbe un onore per me. È un piacere e un onore anche per me. Allora signori, come sigla, adesso Diana, mi spiace che non abbiamo, se no ti dicevo, facciamo una cosa proprio tutta collegiale, tutti i musicisti qua, un super blues, diciamo, per darvi poi l'appuntamento con il prossimo disco di Tom Newton, e chiaramente se volete venire qua la prossima settimana al salotto chiaramente ci fa piacere. Adesso come ci organizziamo? Io prendo la chitarra, Francesca prende il microfono e attacchiamo, vabbè. Allora questa si chiama? Questa si chiama La gente passa. Gente passa e se ne va, non posso cantare più, ed io muoio a giocarci sempre su. Se non urlo almeno un po', non guarisco e vado giù, no, no. Trattarmi così, voglio amarmi ancora un po', in questo mondo un po' così. Scusa se stasera non mi va di sentirmi triste insieme a te, baby.
Grazie chiaramente a Tom Newton, ad Alessandro Oselli e Francesca Pintatore che l'hanno accompagnato. Grazie chiaramente a Liana Marino che è intervenuta anche qui questa sera. Un ringraziamento a tutto il pubblico del Podiciotto. Mi raccomando, sentite i nostri podcast. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Il salotto di Mao.